Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Saldamente ancorata la zona promozione con 26 punti, il Padova schiaccia Sassi che ha maturato 18 punti in casa, equivalenti alle 6 vittorie su 6. Oggi avrà come ospite la matricola Juve Stabia, reduce dalla vittoria interna contro il Vicenza, ma con 2 sole vittorie fuori casa, l'ultima esattamente un mese fa sul campo della Nocerina. Prima di cominciare il dovuto minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione di Genova. Un caloroso benvenuto dallo stadio Euganeo per la 14ª giornata del campionato Serie B-Win. Si comincia a giocare al 7° minuto, subito la Juve Stabia a provare a rompere il ghiaccio con Bakogu. Il colpo di testa lento finisce tra i guantoni di Perin, ma al 17° Daniele Vicius si mangia un gol già fatto. La superiorità numerica consente a Bakogu di lanciare Daniele Vicius, solo che però bisticcia con se stesso e manda alle ortiche un'occasione ghiottissima. Sugli sviluppi della stessa azione la botta di Lazarevic, lo sloveno prova una conclusione pericolosa. Padova cresce e sale in cattedra, qualche spazio di troppo concesso. Al 21° Bovo prova il sinistro, rasoiata a fil di palo, l'occasione decisamente più pericolosa per la squadra di casa. Altra occasione ghiotta per il Padova, questa volta è Cutolo, il suo taglio in mezzo per Cacia, il destro bravissimo Colombi. C'è solo il Padova, al 31°, qualche centimetro divide Cutolo dal gol del vantaggio. Lo stesso giocatore approfitta del rimpallo, la posizione regolare il destro. Al 39° però il Padova raccoglie frutti di un'ottima parte di gara, il gol di Cacia da 2 passi che non può sbagliare. Dopo una prima conclusione di Cuffa ne viene fuori una deviazione, Colombi fa l'impossibile, Cacia appoggia la palla in rete, Padova quindi che sblocca nonostante una Juve Stabia che si era ben comportata sinora. Rivediamo il gol di Cacia. Si va negli spogliatoi con il Padova in vantaggio per 1-0, ma con la Juve Stabia tutt'altro che remissiva. Così come si era cominciato si riprende. Bakogu questa volta non perdona. Al 50° la prima azione, il nigeriano piega le gambe al Padova con il gol dell'ex, 4º stagionale per lui, il giocatore che dopo il gol va a esultare con braglia. Gol dell'ex. Rivediamo il taglio in mezzo di Erpen appena entrato, l'appoggio delicato con il sinistro, il nigeriano toglie ogni punto di riferimento a Legati che non lo tiene, il suo destro non lascia scampo. Quante emozioni all'Euganeo. Intanto rivediamo e apprezziamo come Erpen vede il giocatore scattare, giocatore più veloce di Legati, il destro che beffa l'estremo difensore. Al 57° il calcio di rigore, trattenuta di Davi su Cuffa, sanzionata dal direttore di gara. Nasca non ha dubbi, il calcio di rigore. Destro morbido di Italiano che spiazza Colombi, Padova di nuovo in vantaggio, ma è un'emozione continua. Dopo il calcio di rigore di Italiano spinge la Juve Stabia alla ricerca del pareggio che arriva al 77° con Sau che si mangia Legati, il ritardo sul recupero, il gol del giocatore sardo, il 4º anche per lui in stagione, che vale un 2-2 incredibile. Riapprezziamo la velocità e il tiro da bomber vero, destro infallibile per lui, un 2-2 che lascia senza parole Padova allo sbando in questi ultimi minuti. Padova che deve sbilanciarsi un po' per ritrovare il vantaggio. Si arriva al 43°, ma l'ultima azione pericolosa è quella di Ruopolo che non riesce a colpire con il colle, finisce 2-2 all'Euganeo. Primo stop interno per il Padova in casa, per la Juve Stabia la conferma di una squadra che può fare paura a qualsiasi compagine.